a rabbia. Salute, hai domande in ta rabbia? E i sciucotti rispondimo subito. La rabbia è una malattia che viene da un cisco. Si può pigliare quando un animale ci vraga o ci sgrinfia. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. E così scughi da rabbia, come solo in un corpo di mammiferi come questi. E come noi. Quando un animale che ha rabbia ne verisce un altro, così scu presenti na saliva entre per la verida. Prima si moltiplica vicino a verida, poi biadia per in arbi sino a gerbelu. Due lo continua a moltiplicarsi. E salutando, baladi parecchi giorni, settimane o mesi, dopo la bragada o la sgrinfiatura, che li affaccano i segni di a malattia. Per l'umani, soffreba e pen in capo. E a misura che le sono malate varie parti di un cervello, può essere nervato, aggressivo. E ci può fare paura l'acqua. Se non ci vediamo fragata da un animale, ci vuole subito andare in un dottore. Ma sono scarsi i casi di rabbia. A caso mai ci darà un bacino contro la rabbia. Che lo ci tocca fare subito chi ci guarisce solo non se la fa di primi segni di malattia. O se no, la rabbia è mortale. È dunque importante di vaccinare gli animali domestici contro la rabbia. Così non la bieranno mica e non ci la daranno. E non ce l'è mai né da mangiare né tocca agli animali selvatici o quelli che non conosciamo mica. Non si sa come l'hanno da reagisce né se l'hanno a rabbia. Ecco, ora capisci meglio che l'è a rabbia.